Oggi sono qua a presentare la mia candidatura alle elezioni regionali del 25 settembre. Ho voluto con me i candidati alle nazionali del terzo polo, come Cristina Scaccia, Michele Termini e Leo Ciaccio, sindaco di San Luca di Sicilia. Siamo qua per proporre idee nuove. Noi siamo un polo riformista ma moderato, un polo che vuole realmente il bene della Sicilia e dei siciliani e anche dell'Italia, un polo che vuole fare, come dice Armao e come dice Calenda, una Sicilia e un'Italia sul serio. Vogliamo fare le cose per bene, vogliamo fare le cose per cambiare l'Italia, e voglio precisare che Calenda è stato l'unico leader che ha detto a tutti gli altri leader: fermiamoci un giorno per parlare del caro energia, perché è inutile che il PD fa gli slogan che dice se fermiamo eletti noi a fine anno avrete uno stipendio in più. In questo momento gli italiani hanno uno stipendio in meno perché il caro energia è diventato insostenibile. Oppure il signor Berlusconi che dice che pianterà 1 milione di alberi, deve pensare a quella che è la coltivazione dei boschi oggi per farli diventare fruttiferi e anche, voglio dire, fruibili, invece che aspettiamo che prima i boschi bruciano e poi andiamo al riparo. Ma il danno ambientale è stato zero. Noi abbiamo bisogno della viabilità, abbiamo bisogno della viabilità interna, le strade provinciali si stanno diventando trazzere, le strade intercolerali sono già che non si possono più raggiungere le aziende. L'altro giorno, andando a trovare un collega mio agricoltore, mi ha detto: quando arrivi aspettami che ti venga a prendere col trattore, e questo è veramente vergognoso. Quindi noi vogliamo cambiare la Sicilia, vogliamo fare piccole cose ma che fanno diventare grande questo territorio, vogliamo essere vicini alle aziende agricole, vogliamo essere vicini ai dipendenti, vogliamo essere vicini a chi ha realmente bisogno di qualsiasi cosa e di qualsiasi genere, per una Sicilia che cambia, per una Sicilia che abbia dignità. I nostri candidati sono tutti del territorio, non sono candidati che vengono dal nord. Ormai la Sicilia, sia per il centro-destra che per il centro-sinistra, è diventata una terra di conquista, come abbiamo visto benissimo i candidati: Stefania Craxi, Bobo Craxi, la Fascina, la fidanzata di Berlusconi, che per 5 anni era deputato, non l'ho vista mai parlare una volta, tranne tenere per mano Berlusconi. Oppure la Furlani, perché è segretario generale della CISL, ma vive in Liguria. Che cosa ne sanno questi dei bisogni del nostro territorio, che cosa ne sanno questi dei bisogni della nostra gente? Quindi votate Calenda, alla regione votate Pendolino, perché veramente vogliamo bene al territorio, siamo vicini ai nostri concittadini e sappiamo i bisogni della gente e del territorio.